Euroregione.news. Fondazione Friuli presenta il bando restauro. Con il nuovo bando restauro la Fondazione Friuli intende contribuire ed accelerare la digitalizzazione del patrimonio culturale locale, in particolare quello che rappresenta l'identità delle piccole comunità. Le novità sono state illustrate a Udine, a Casa Cavazzini. A fare gli onori di casa l'assessore alla cultura del comune di Udine, che ha portato i saluti del sindaco e ha anche incassato i complimenti del suo omologo regionale, che ha voluto ricordare dell'assessore comunale una promessa fatta e mantenuta, quella di volersi occupare dei luoghi della cultura, lavorando più sulla sostanza che sull'apparenza. Fu un'idea originale, ha detto l'esponente regionale, che apprezzai fin da subito. Per noi questa giornata ha un significato assolutamente particolare, cari assessori, perché si realizza un po' il sogno che era quello della Fondazione di riuscire a fare un evento all'interno di una... Nel suo intervento il presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ha evidenziato la particolare attenzione che l'istituto rivolge ai progetti che prevedono la digitalizzazione del patrimonio culturale locale, sia per esigenze di catalogazione, sia soprattutto per rendere fruibili questi beni a un pubblico molto più ampio. Un elemento di novità dovevamo necessariamente inserirlo. Quest'anno cerchiamo di sviluppare una particolare sensibilità sui processi di digitalizzazione, perché sono processi che ci consentono quantomeno di spostare la possibilità di divulgare e far conoscere il nostro patrimonio artistico ben oltre i confini. In questa edizione il bando ha una dotazione di 500.000 euro a favore di progetti di restauro e valorizzazione di beni mobili e immobili di particolare rilevanza storico-artistica e di interventi edilizi di recupero su strutture destinate a centri di aggregazione. Il bando è rivolto a istituzioni ed enti pubblici, enti religiosi, comprese le singole parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, e per quanto riguarda il recupero di centri di aggregazione anche ad associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato in forma di APS e ONLUS. Le domande devono essere inviate entro il prossimo 2 maggio. Le fondazioni hanno celebrato i primi 30 anni di vita. Il filo conduttore dell'attività delle fondazioni, compresa la Fondazione Friuli, nell'attenzione che è stata dedicata in questi 30 anni proprio alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. La Fondazione ha da poco celebrato i 30 anni, ha aggiunto il suo presidente. In questo periodo sono stati finanziati oltre 900 interventi. Contiamo con il prossimo anno di tagliare lo storico traguardo dei 1000 interventi finanziati. Soltanto negli ultimi 5 anni i progetti sono stati 231, sostenuti con 2,4 milioni di euro che hanno generato interventi per un valore di quasi 20 milioni. Tra i tanti bandi che fa la Fondazione, ogni bando ha un proprio moltiplicatore. Fortunatamente il contributo che la Fondazione mette in qualsiasi settore ha un moltiplicatore di richiamo su altre risorse che contribuiscono al valore complessivo dei progetti realizzati. Bene, il bando restauro è il bando che ha il moltiplicatore più alto. Il rapporto fra contributo che la Fondazione dà e valore del progetto che viene realizzato, non ipotizzato, realizzato, supera le 7 volte. Il che significa che c'è una reattività di altri investitori, delle comunità, che è un valore inestimabile che abbiamo. Il patrimonio culturale ha un valore identitario e di appartenenza a una comunità e, se ben conservato e valorizzato, assume anche un valore relazionale, ha detto Morandini, ricordando anche il messaggio culturale di uno strumento lungimirante come l'Arbonus regionale. Morandini ha ringraziato la soprintendenza per la collaborazione e Intesa San Paolo per il sostegno, che non è solamente di tipo economico ma condivisivo e partecipativo. Il mio assessorato, ha rilevato l'assessore regionale alla cultura, collabora convintamente con la Fondazione Friuli per il bando restauro, perché è un'iniziativa che va ad arricchire il nostro patrimonio culturale, ma non solo, a volte anche a salvarlo. Un patrimonio inestimabile che richiede l'impiego di ingenti risorse per poter essere conservato. Noi non abbiamo mai dato soldi a cattedrali nel deserto, ha detto l'assessore, perché i progetti culturali devono essere attrattivi e fruibili. La politica culturale va costruita insieme, non disperdendo risorse, e la comunità deve amare
amare il proprio patrimonio per poterlo raccontare meglio. Con le fondazioni ha continuato l'esponente regionale una collaborazione vera su obiettivi comuni, come ad esempio la digitalizzazione del patrimonio storico-artistico regionale. Un grazie anche ad Intesa San Paolo per la sua attività meritoria nella salvaguardia del patrimonio con il progetto Restituzioni. In questi anni la fondazione ha consolidato meritoriamente il suo ruolo di mecenate e ha aggiunto il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Giulia Nicoletta Bonomi, dando un sostanziale contributo alla conservazione dei beni culturali, non solo dei grandi centri, ma anche e soprattutto di quelli piccoli e misconosciuti. Importante il sostegno che la fondazione ha dato e dà alla digitalizzazione del prezioso archivio fotografico della soprintendenza. Siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno il bando della Fondazione Friuli destinato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico di cui questa regione è estremamente ricca, ha spiegato Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo. L'evoluzione digitale può aiutare anche il settore della cultura efficientando i progetti di analisi e catalogazione ed ampliando senza limiti la fruizione delle opere d'arte.